Il sistema sanitario veneto è pronto ad affrontare l'eventualità del verificarsi di un caso di Ebola. Le procedure sono complete e minuziose, le dotazioni di sicurezza disponibili sia per gli operatori che per l'eventuale trasporto di un paziente, tramite una barella speciale con un sofisticato sistema di isolamento dall'esterno. Lo dichiara la Regione nell'ambito del meeting dedicato al mondo della sanità veneta, tenutosi all'ospedale All'Angelo, alla presenza tra gli altri del direttore del centro di emergenza sanitaria del Ministero della Sanità spagnolo, che ha già dovuto affrontare 2 casi reali di persone che rientravano dall'Africa. Diciamo che al momento il rischio che noi abbiamo è simile a quello degli altri paesi, cioè che un caso possa venire importato nel nostro paese, quindi nella nostra regione, da operatori che lavorano in questi paesi o come volontari o come medici. Il vertice è stata anche l'occasione per affrontare la questione del vaccino antinfluenzale dopo i casi sollevati, compreso quello di un anziano deceduto a San Michele al Tagliamento dopo la somministrazione, che hanno creato panico tra la popolazione. Ma ULSS e Regione invitano a non fare allarmismo. Noi temiamo che questo tipo di allarme mediatico, secondo noi poco giustificato proprio perché non ha questi elementi, possa portare le persone a sottovalutare il rischio della malattia. Perché un farmaco o un vaccino possa essere correlato da un punto di vista causale, questa relazione di causa deve essere dimostrata e naturalmente al momento non lo è. Coincidenze dunque, spiegabili così. È spiegabile perché le persone devono morire, questo l'ho detto prima, e chiaramente può succedere in un periodo in cui aumentano i problemi di tipo respiratorio perché tanti virus, anche diversi da quelli dell'influenza, sono in circolazione. Siamo in un periodo che è quello invernale e contemporaneamente abbiamo la campagna antinfluenzale, quindi una concomitanza di eventi di circolazione di virus e di campagna antinfluenzale rende possibile il fatto che le morti o il peggioramento di alcuni soggetti che già sono malati possono essere in coincidenza temporale col fatto che hanno fatto il vaccino.